Da oggi i banchetti per che cosa? Qualcuno dice, insomma, state scimmiottando un po' la Lega. Beh, questa è proprio un'assurdità perché noi per primi come Partito Democratico abbiamo inventato lo strumento per le primarie e abbiamo sempre lavorato con la partecipazione dei cittadini e il loro coinvolgimento e oggi e domani lavoriamo in tutto il territorio del Veneto con più di 160 gazebo, presidi e banchetti per raccogliere le esigenze dei cittadini, per farci indicare le priorità attorno alle quali costruire il programma per il futuro. Naturalmente poniamo al centro i temi della sanità, del carovita, dei giovani, dell'attrattività della nostra regione e sentiremo le opinioni dei cittadini e lo facciamo alla luce del sole. Secondo me è una cosa molto importante, è un modo di fare politica nuovo attraverso il quale ci prepariamo alle prossime elezioni regionali. Bastano 2 giorni di raccolta opinioni? No, non bastano, e infatti è un lavoro quello che stiamo facendo che parte già almeno dall'anno scorso, che ha coinvolto tutta la coalizione di centrosinistra, che non si concluderà oggi. Oggi è una campagna di mobilitazione che proseguirà nelle prossime settimane con l'obiettivo di coinvolgere sempre più i cittadini e di arrivare ad una campagna elettorale che dovrà essere veramente certosina in ogni luogo del Veneto, portando un messaggio di cambiamento e di buon governo. Con Zaia ormai fuori gioco, è un'occasione che il centro-sinistra non può perdere, non ci sono più alibi. Lei parlava di campagna elettorale, elezioni a ottobre-novembre, magari c'è poco tempo o meglio in primavera? Ma io penso che la data delle elezioni dipenda dalla legge. La legge è molto chiara, dice che si vota dopo 5 anni, è una legge nazionale che viene prima della legge regionale. Nelle prossime settimane penso che si definirà e io credo che sia giusto votare in autunno, a ottobre o novembre, quando sarà. Il tempo c'è, noi lo stiamo sfruttando al meglio, come lei giustamente ha detto siamo in una fase in cui non c'è più Zaia e finisce una lunghissima stagione politica e questa crea delle opportunità, anche perché questa amministrazione non conclude al meglio il proprio lavoro amministrativo, parlano solo di poltrone, litigano su tutto, mentre noi stiamo occupandoci dei problemi dei veneti. Non c'è più Zaia, ma c'è anche incertezza, perché lei parla di nomi, ma poi sono i nomi, no, che determinano alle volte la volata finale. Nel centrodestra non ci sono dei nomi che in qualche modo prevalgano uno sull'altro e nel centrosinistra si è parlato ultimamente di Antonella Viola, che è una figura che insomma potrebbe far convergere molte posizioni. Beh, quello che farà il centrodestra lo deciderà il centrodestra. Io mi limito ad osservare che al momento sono molto divisi e non danno l'impressione di avere un progetto comune, ma che si stiano veramente cercando di spartire le poltrone. Noi abbiamo fatto un percorso inverso, abbiamo detto mettiamo insieme la coalizione, costruiamo una visione comune, facciamo un programma, coinvolgeremo i cittadini, continueremo a farlo. Stiamo valutando in queste ore attraverso varie interlocuzioni, i nomi autorevoli, tra questi anche quello che lei ha indicato e solamente nei prossimi giorni vedremo come arriveremo ad una definizione che naturalmente dovrà essere dell'intera coalizione. Infatti lei parla di coalizione, una coalizione molto ampia, tutto il centro e tutta anche la sinistra, parla anche di, non so, Italia Viva piuttosto che di Azione. E sarà una coalizione che resisterà oppure alla fine insomma c'è il rischio di fratture, che poi è stato un po' la storia anche, no, del vostro percorso per certi versi? Guardi, io farò di tutto perché non ci siano fratture, perché non ci siano divisioni né all'interno del centro-sinistra né all'interno del PD. Sul PD garantisco ovviamente e mi sento di poter dire che anche nel centro-sinistra questa è la volontà comune e quindi questa coalizione che è costituita da tantissime forze politiche e civiche
e che sta interloquendo anche con Italia Viva, che ha deciso di stare con il centro-sinistra, e sui programmi anche con Azione, credo potrà essere la più vasta alleanza che si presenta dalle elezioni regionali, senza divisioni e con un'unica candidatura. Questo è un passo molto importante che dà anche particolarmente entusiasmo, carica, voglia di vincere, che sono dei sentimenti fondamentali per affrontare le elezioni. Noi davvero pensiamo che in Veneto si sia esaurito un lungo ciclo politico e che questa era di Zaia finisce anche abbastanza male, che adesso è il momento di pensare a nuovi obiettivi e mettere in campo nuove energie. Dopo tanti anni questo è necessario e al centro vanno messi i problemi dei cittadini, come ho detto la sanità, il lavoro, la sostenibilità ambientale, il caro vita, il problema legato al futuro dei giovani. 5 Stelle armonia garantita? Al momento assolutamente, stiamo lavorando non solo con i 5 Stelle ma con tutte le altre forze politiche con assoluta armonia. Ci incontriamo da tempo, definiamo tutti i passaggi in maniera comune e per prima cosa abbiamo lavorato per darci una visione comune, per dire noi vogliamo un Veneto che possa avere questo tipo di futuro. Ecco, questo è fondamentale perché non si fanno accordicchi, ma si fanno intese programmatiche e politiche che possono dare anche grande affidabilità. Andrea Martella non per Palazzo Balbi ma forse per Cafassetti? Questa è una cosa che proprio non c'entra niente con quello che noi stiamo facendo con questa campagna per il Veneto di domani. Si vedrà quali saranno le scelte. Io ho solamente detto in questi giorni che il compito che mi sono dato a livello regionale è di essere coordinatore di questa alleanza così larga, il garante dei processi e che quindi la mia candidatura è in campo. Quello che sarà più avanti lo vedremo, in politica è sempre complicato fare previsioni. Un'ultima cosa, lei diceva finisce male questo quindicennio, se così si può definire, di Luca Zaia, però ci sono dei risultati, penso alle Olimpiadi, al completamento della Pedemontana. Ci mancherebbe altro che non ci fossero dei risultati, però io voglio dire che ci sono anche tante cose che non funzionano. La Pedemontana rappresenta un grande buco economico di cui non sapremo bene gli esiti e quale sarà il prezzo che dovranno pagare i cittadini. La sanità è sempre più in affanno, ci sono cittadini che non riescono ad accedere alle cure. Voi avete una formula magica per le liste d'attesa, ma anche per la mancanza di medici, che poi non è un problema politico ma un problema pratico. Ci vuole un investimento serio in sanità, che è un problema anche nazionale, non regionale e basta, e ci vuole un piano straordinario di assunzione di medici e di infermieri, perché questo è il vero problema. Se ne vanno in altre condizioni, anticipano la pensione e vanno nel privato. Bisogna invece fare in modo che ci sia un piano straordinario di assunzioni proprio per garantire la sanità pubblica. Questo della sanità è un problema, ma anche le Olimpiadi saranno sicuramente una grande occasione per il nostro territorio, ma molte delle opere non verranno concluse nel 2026, né la variante di Longarone, né quella di Cortina, né la bretella per l'aeroporto. Se poi pensiamo a le occasioni che non si sono realizzate, penso agli investimenti per Intel, a causa della nostra regione, penso al fatto che la ZLS è ancora ferma. Insomma, mi pare che ci siano tante cose rispetto alle quali in Veneto si può cambiare pagina. Per il Comune di Venezia, visto che insomma lei così potrebbe essere tra i papabili candidati, che idea ha, anche se al Comune si vota sicuramente nella primavera del 2026? Come ho detto, non facciamo previsioni su Venezia perché sono tempi diversi e anche scelte diverse che non attengono a me. E il Comune di Venezia si chiude un'esperienza politica, quella di Brugnaro, si chiudono 10 anni, secondo me dal punto di vista amministrativo fallimentari, si chiudono anche con un'inchiesta di cui vedremo gli esiti, saranno i giudici
a dare le sentenze. Dal punto di vista politico ci sono molte cose che non funzionano, problemi che non sono stati risolti, dalla sicurezza a Mestre, all'overtourism a Venezia, alla riqualificazione di Porto Marghera. Tutte questioni su cui il centrosinistra veneziano può lavorare, si è riunito anche in quel caso in una coalizione molto larga, sta facendo iniziative e credo sarà in grado di costruire una svolta anche per il Comune di Venezia. Oggi parte la campagna della CGIL per i 5 referendum. Il Partito Democratico che posizione ha? Il Partito Democratico si è espresso a tutti i livelli, anche a livello regionale, con recenti riunioni di direzione a favore e a sostegno di questi 5 referendum che riguardano la cittadinanza, riguardano anche i diritti dei lavoratori. Laddove c'è l'espressione dei cittadini, c'è un referendum, il PD c'è ovviamente, nel rispetto all'interno del PD di posizioni che su questi temi sono state anche diverse, ma il PD è per i 5 sì al referendum.